Comitato Sicurezza a Treviso dopo il caso dei giostrai protagonisti della fuga con schianto e lo sforamento di un'auto della polizia. Nuova polemica dopo il rilascio di 2 di loro. Emerge che uno dei giovani abita in un alloggio Ater. Dopo la scoperta, telefonata tra il sindaco di Treviso e il presidente Ater Barattin. Nei prossimi giorni mappatura degli alloggi popolari e controlli. Riscontrati valori di radioattività in un parafulmine all'interno dell'ex Metalcrom di Casier, intervento del nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco, il manufatto portato in un luogo sicuro. Presentati in Camera di Commercio a Treviso i dati sull'export nella Marca nel primo semestre 2019, sono cifre tutt'altro che confortanti, mai così male dal 2012. Era scomparso ieri mattina da Motta di Livenza in sella al suo motorino, stamane un 86enne trovato morto in un fossato dopo un tragico incidente. Finte vaccinazioni, aperto stamane a Udine il processo a carico dell'assistente sanitaria Emanuela Petrillo, a costituirsi parte civile altre famiglie e una associazione di consumatori. Esordisce all'Olimpico di Vicenza nei prossimi giorni la rassegna teatrale La tragedia innocente, interpretata dai giovanissimi attori di una scuola di teatro trevigiana. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il Comitato Ordine Pubblico Sicurezza di stamane a Treviso sul caso, sull'episodio definito gravissimo dal prefetto di Treviso dell'inseguimento con schianto la notte di venerdì in cui sono rimasti feriti 2 poliziotti e un giovane giostraio in fuga in auto con 2 coetanei. E proprio il prefetto Laganà ha sottolineato come uno dei 3 ventenni non viva in condizioni precarie o abusive, ma in una casa popolare dell'Ater. Queste persone abitano insomma, in case anche messe a disposizione dall'Ater, quindi voglio dire è una situazione anche io penso privilegiata, non ci sono situazioni di abuso edilizio, situazioni di precarietà diciamo, nella loro abitazione, hanno avuto evidentemente anche dal comune la possibilità di integrarsi realmente, ma questo passa attraverso innanzitutto i comportamenti concreti, altrimenti rimangono parole al vento. Abita in un alloggio Ater di Santa Bona, uno dei 3 giovanissimi giostrai protagonisti dell'inseguimento e del drammatico schianto in viale Luzzatti, in cui sono rimasti feriti anche 2 poliziotti. Lo ha sottolineato il prefetto Maria Rosaria Laganà al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dedicato all'episodio, ponendo l'accento sul fatto che non si tratta di 3 ventenni lasciati allo sbando o emarginati perché nomadi, e intendendo così che la loro condotta non ha alibi. Una comunità che come dire, insomma, più volte manifesta volontà di integrarsi ma che poi scivola ancora su questi episodi. Io mi auguro che ci sia anche una come dire, resipiscenza, una riflessione su questo. Il prefetto ha ribadito la necessità di intensificare i controlli per cercare di contrastare innanzitutto i furti. Perché scappassero, il questore Vito Montarulli, che esprime solidarietà ai poliziotti feriti, lascia che sia la squadra mobile a stabilirlo. Vi posso dire il perché i nostri operatori si erano interessati a questo episodio, perché qualche minuto prima erano intervenuti presso un'azienda dove era stato consumato un furto. Controlli nel territorio invocati anche dal sindaco Mario Conte, a costo dice di essere impopolari. Ho chiesto maggiore rigidità nei controlli, dopodiché purtroppo viviamo in uno stato dove la legge non garantisce le persone per bene. Questa è un'amara verità, lo stiamo vedendo perché chi ha compiuto questi gesti si trova già a casa mentre i nostri agenti sono ancora in ospedale e chi invece ha investito nella propria attività per un mese non potrà più lavorare. Allora, uno dei giostrai, abbiamo sentito, abita in un alloggio Ater. Allora c'è stata dopo questa scoperta, dopo questa rilevazione della presenza appunto in un alloggio popolare Ater di uno dei giostrai, una lunga telefonata proprio tra il sindaco Conte che abbiamo sentito poco fa e il presidente Ater Barattin per decidere proprio una verifica a tappeto degli occupanti. Sentiamo anche il commento dell'avvocato di uno dei giostrai. Mi sembra circostanze assolutamente distinte rispetto a quelle che sono le questioni penalistiche che li riguardano e che mi riguardano. Commenta così l'avvocato Fabio Crea, difensore dei 3 giostrai, la notizia che uno di loro, Jason Granziol, abita regolarmente in un alloggio Ater. Tra l'altro, sottolinea Crea, un'eventuale cattiva condotta sarebbe attribuibile solo al conducente della macchina, tuttora agli arresti, piantonato in ospedale. Ricordo, per chi evidentemente forse lo ha dimenticato, che
I due ragazzi che sono stati sostanzialmente scarcerati non erano coloro che erano alla guida dell'autovettura, quindi comunque non sarebbero gli autori materiali di quella condotta. Ma nell'opinione comune la perplessità rimane: chi vive in un alloggio pubblico con tutti i benefici del caso dovrebbe quantomeno comportarsi onestamente. Questo in teoria, nella pratica, se l'alloggio già lo si è ottenuto, far andare via qualcuno che finisce in guai anche giudiziari non è così semplice. Per affrontare la questione nelle scorse ore si sono sentiti al telefono il sindaco Conte e il presidente dell'Ater Luca Barattin. Siamo accordati sul fatto che alla luce di questo è bene che ci troviamo, ma sicuramente quanto prima, per fare la mappatura un po' delle situazioni di Treviso. Ci sono alloggi dell'Ater ma anche alloggi comunali, stiamo parlando quindi di 1800 alloggi, e ci troveremo sicuramente quanto prima, faremo un'analisi anche di eventuali segnalazioni che il Comune ha ricevuto o che ha del sentore, e dopodiché faremo un documento congiunto e magari andremo a discuterlo in prefettura. Adesso la cronaca, 2 interventi dei Vigili del Fuoco. Il primo per un forte boato che è stato sentito nel pomeriggio lungo il Terraglio. Si è verificato infatti uno scoppio all'interno di un locale caldaia nella zona vicino a Falcone, nel comune di Preganziolo. Lo scoppio di un tubo ha alzato letteralmente il pavimento. Paura fra i residenti della zona che hanno sentito l'esplosione. Numerose le chiamate arrivate alle forze dell'ordine e ai Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto in poco tempo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, è stata tanta la paura tra i cittadini, ma i Vigili del Fuoco sono riusciti insomma a riportare la situazione alla normalità in breve tempo. Poi un altro intervento dei Vigili del Fuoco invece decisamente più inquietante. Il nucleo LBCR infatti è intervenuto su richiesta dell'ARPAB nella zona industriale di Casier in via Ippolito Pindemonte per la verifica di un parafulmine con una sospetta componente radioattiva. I pompieri hanno effettuato i controlli del caso che hanno rilevato l'effettiva radioattività, pertanto il parafulmine è stato spostato in un luogo sicuro. Fanno sapere i Vigili del Fuoco che si tratta di piccole dosi di sostanza radioattiva che non possono essere disperse in ambiente, ma chiaramente questo contenitore dove andava posto in un luogo più sicuro di quello nel quale è stato trovato dagli uomini del nucleo NBCR di Treviso. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra pochissimo, ma a proposito di inquietudine, inquietante l'episodio del parafulmine radioattivo, inquietanti su un altro fronte, parliamo di economia, i dati dell'export di Marca nei primi 6 mesi del 2019. Per la prima volta dal 2012, nel primo semestre di quest'anno, l'export in provincia di Treviso segna una contrazione pari a meno 1,5% rispetto allo stesso periodo del 2018. A pesare in maniera significativa l'incertezza degli investimenti dovuta soprattutto alle turbolenze geopolitiche. È un contesto internazionale difficile, abbiamo queste tensioni internazionali tra Stati Uniti e Cina, con l'Iran, l'uscita della Gran Bretagna, quindi della Brexit, i consumi interni dell'Europa stanno calando, l'incertezza anche del consumatore. Pesa il rallentamento delle vendite verso mercati europei come la Germania, ma anche extra UE come Cina, Turchia, Australia. Questa contrazione si traduce in 100 milioni di euro in meno rispetto ad un anno fa, metà di questi dovuti al calo nell'esportazione di macchinari. Noi eravamo una tra le province in Veneto, in Italia, esportatrici maggiori, e invece purtroppo non ci sono più i numeri. L'anno scorso avevamo un 5% più, quest'anno siamo sotto. I nostri clienti tradizionali non investono, che non solo clienti italiani ma solo clienti esteri. Il secondo settore a perdere in valori assoluti l'elettrodomestico, a seguire l'abbigliamento. Quello delle bevande, in cui rientra un prodotto fiore all'occhiello del territorio, il Prosecco, presenta un andamento altalenante. Significativa la flessione delle esportazioni verso un importante mercato, quello del Regno Unito. Ad incidere poi ci sono la nascita e il potenziamento di altri mercati. Dobbiamo stare molto attenti perché questa confusione tra DOC, DOCG, tra consorzi e altro disperde energie, risorse, e invece è un prodotto che tutto il mondo ci sta copiando. Per uscire da questa situazione, spiega Mario Pozza, le aziende devono guardare ad altri mercati emergenti e in crescita come India, Giappone. Un'occasione per mettere in mostra le proprie eccellenze e trovare nuovi sbocchi sarà la Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero, che si svolgerà tra Treviso, Padova e Venezia dal 26 al 29 ottobre. Ci saranno delle opportunità di B2B, quindi di incontri tra aziende che possono investire all'estero, e
imprenditori dell'estero che possono venire in Italia. In quell'occasione la Camera di Commercio di Treviso sarà allestita con pannelli che promuoveranno il territorio, come le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, e appuntamenti importanti come i mondiali di sci del 2021 e le Olimpiadi invernali del 2026. Torniamo alla cronaca. Era scomparso ieri mattina da Motta di Livenza l'86enne Cesare Finotto. È stato ritrovato stamane, ma è stato purtroppo un tragico ritrovamento. Le ricerche hanno avuto un epilogo tragico. Cesare Finotto, 86 anni, era scomparso ieri mattina. Oggi intorno alle 11:30 è stato trovato morto dentro un fossato lungo la campagna di Corbolone di Sastino di Livenza, fra le province di Treviso e Venezia. L'anziano, autotrasportatore in pensione, era uscito dalla sua abitazione a Lorenzaga in sella al suo motorino Ciao, ma non era più tornato a casa. I familiari, non vedendolo rientrare, avevano lanciato l'allarme. Immediatamente erano scattate le ricerche. I carabinieri di Motta, dove l'anziano era residente, i vigili del fuoco, il nucleo elicotteri di Venezia e gli uomini della protezione civile avevano iniziato a controllare tutte le zone fino a Pravisdomini e Annone, dove era stato agganciato per l'ultima volta da una cella telefonica, ma dell'anziano nessuna traccia. La notte non è rientrato, poi questa mattina la terribile scoperta. Forse a causa di un malore l'anziano è uscito di strada finendo la corsa dentro un fossato. Il luogo della tragedia non dista molto dalla sua abitazione, probabilmente stava rientrando a casa quando ha avuto l'incidente. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ancora la cronaca, una truffa online, perché online aveva messo in vendita una lavatrice, ma dopo aver preso 137 euro dall'acquirente si è reso irreperibile, ovviamente senza consegnare la merce. Immediata la denuncia ai carabinieri, che hanno rintracciato e denunciato il truffatore. Si tratta di un 25enne romeno. I fatti sono accaduti a Castelfranco lo scorso agosto. La vittima della truffa, un 31enne del posto, che dopo aver pagato appunto la lavatrice non era più riuscito a rintracciare il 25enne. Autonomia adesso. Ieri abbiamo raccontato la giornata dell'incontro tra il ministro Boccia e il governatore Zaia. Il giorno dopo resta l'ottimismo del governatore, restano anche un po' le polemiche del Movimento 5 Stelle, che ha accusato la Lega con 3 ministri di aver aver partecipato ad affossare il piano dell'autonomia. Sentiamo la risposta da Palazzo Balbi. È una bugia, è sufficiente andare a vedere le dichiarazioni di 2 giorni fa del ministro Provenzano, che ringraziava il ministro Lezzi, che per chi non se la ricordasse più era il ministro dei 5 Stelle, ministro del Sud, ringraziava il ministro Lezzi per aver bloccato l'autonomia. Quindi si mettono d'accordo tra di loro. Poi posso dire una roba: se sono stati così bravi ci spiegano perché di 10 ministri del Conte 1, 10 ministri 5 Stelle, ce ne sono rimasti solo 3. All'indomani dell'incontro col ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, il presidente Zaia risponde così alle accuse mosse dal Movimento 5 Stelle sul fatto che l'autonomia del Veneto sarebbe stata bloccata da 3 esponenti leghisti con alcuni rilievi, nello specifico Bussetti, Centinaio e Giorgetti. Il governatore veneto conferma poi che giovedì incontrerà nuovamente a Roma il ministro Boccia in sede di conferenza dei presidenti di regione, ma a meno che nel frattempo non emergano novità sostanziali non si diranno nulla di nuovo, dal momento che l'incontro svoltosi a Palazzo Balbi con la consegna della nuova bozza da parte di Zaia è stato definito positivo da entrambi. L'incontro è stato franco, chiaro, abbiamo parlato di tutto quello che è stato fatto come lavoro, ho portato le istanze del Veneto e noi da lì non ci muoviamo, insomma abbiamo peraltro consegnato al ministro Boccia la bozza d'intesa, sono 68 articoli, ho voluto mettere come articolo numero 1, sarebbe stato inutile, ma ho comunque voluto mettere come articolo 1 il fatto della solidarietà, della sussidiarietà, dell'unità nazionale, della coesione, in modo tale che la si finisca di parlare dell'articolo 1 che nostro e parliamo di tutti gli altri 67 articoli che sono quelli dell'autonomia. Adesso la cronaca giudiziaria. A Udine stamane si è aperto il processo a carico di Emanuela Petrillo. Lo ricorderete, l'assistente sanitaria trevigiana accusata delle cosiddette false, finte vaccinazioni. È stata rinviata al 15 ottobre l'udienza tecnica chiamata per l'ammissione delle prove nel processo a carico di Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria sospettata di aver finto di vaccinare i bambini tra il 2009 e il 2016, prima in Friuli Venezia Giulia, poi nell'Uso 2 di Treviso. Le prime ad aver avuto dei sospetti sulla condotta della donna furono delle colleghe. Successive verifiche su un campione di bambini evidenziarono una parziale copertura vaccinale. Secondo l'accusa, l'assistente sanitaria avrebbe solo finto di somministrare le vaccinazioni
vaccinazioni ai bambini, accuse che la Petrillo ha sempre fermamente respinto, sostenendo di aver inoculato regolarmente le dosi. La donna, accusata di peculato, omissione dati d'ufficio e falsità in certificati, oggi non era presente in tribunale. Nella prossima udienza, filtro, saranno affrontate le questioni relative alla costituzione delle parti civili. In aula stamane un'associazione di consumatori e altre 3 famiglie hanno chiesto di costituirsi parte civile, oltre a quelle già presentatesi in udienza preliminare, ovvero le aziende sanitarie di riferimento, tra cui l'ULSS 2. Noi l'abbiamo chiesto perché comunque abbiamo sostenuto dei costi che poi sono i costi che sostengono i cittadini, perché la sanità ovviamente viene sostenuta dalle tasse dei cittadini, quindi era doveroso per noi costituirci parte civile anche dal punto di vista amministrativo, come hanno fatto i cittadini che sono stati, come dire, hanno subito il fatto di non aver avuto la vaccinazione per i propri figli. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta e adesso allora andiamo a vedere le oltre 1300 persone che questo fine settimana hanno visitato gli impianti di Contarina in occasione della 10ª edizione delle porte aperte appunto agli impianti Contarina. Famiglie con bambini ma anche coppie, oltre 1300 le persone che hanno varcato l'ingresso della Contarina per l'Open Days, giunto alla sua 10ª edizione. Un fine settimana con apertura ai cittadini degli impianti di stoccaggio e riciclo. È una giornata importante anche perché ci proponiamo al nostro pubblico, ai nostri utenti, che devono sapere cosa succede del materiale che loro separano e quali sono gli utilizzi che ne facciamo per essere ancora più motivati nelle scelte e nei comportamenti che hanno reso grande il nostro territorio nella raccolta dei rifiuti fino ad oggi. I visitatori divisi in piccoli gruppi hanno partecipato alle visite guidate all'impianto di compostaggio a Trevignano, riaperto dopo 2 anni di chiusura per lavori di ristrutturazione e ampliamento, e al centro di valorizzazione e riciclo dei materiali di Spresiano, dove si trovano l'impianto di trattamento del secco non riciclabile, quello di selezione multimateriale e l'impianto sperimentale di riciclo dei pannolini. Coinvolti nell'iniziativa anche i 49 comuni e l'Università di Venezia. Non solo, ma molte le delegazioni arrivate anche dall'estero. Mi sto rendendo anche conto che siamo guardati con molto interesse da fuori, delegazioni che vengono anche dall'estero. L'altro giorno c'erano alcuni israeliani, per dire, per cui effettivamente da fuori noi non ci rendiamo neanche conto forse qui di avere un'eccellenza come azienda, e da fuori invece hanno capito, ci vedono e cercano di portare buone pratiche da loro. Un anno importante per Contarina che taglia un traguardo davvero speciale, 30 anni di attività. A Carbonera invece sono 55 anni dalla fondazione della locale sezione degli Alpini, ovviamente la festa in paese. Abbiamo cominciato parecchi anni fa su un territorio che ci è stato regalato dal comune di Carbonera. Inizia così la storia della nuova sede degli Alpini di Carbonera, una storia di lavoro e preparazione, di cemento ed esercitazioni per saper intervenire nelle emergenze. Sono queste oggi le penne nere di questo paese, che domenica hanno inaugurato, alla presenza dell'assessore regionale Federico Caner, la loro nuova casa. 55 anni dalla fondazione del gruppo Alpini di Carbonera e nuova sede, Alpini che rappresentano i valori anche della società veneta, usi, costumi, tradizione, ma anche forza, coraggio e anche solidarietà. Immancabile alla cerimonia la padrona di casa, ovvero il sindaco Federico Ortolan. Ringraziamo questo gruppo di Alpini perché veramente ha dato prova di efficienza a Carbonera, ha dato questa nuova sede a favore di tutta la cittadinanza, li ringraziamo perché abbiamo sempre bisogno di loro. Una festa per il paese, per tutti gli alpini, questa nuova sede condivisa con la locale protezione civile. Un segno di coesione indissolubile tra il servizio alla patria nella gioventù delle Stellette e quello alla propria comunità, continuato nella maturità dei tanti capelli bianchi. Un operato che, hanno sottolineato gli alpini al taglio del nastro, deve essere come in marcia la vetta da raggiungere anche per le nuove leve, che, hanno concluso, speriamo presto tornino a vivere, in una naia seppur diversa dalla nostra, ma comunque un pezzo della loro vita al servizio degli altri. E speriamo che i giovani prendano ispirazione da noi e si mettono un po' la mano sulla coscienza e abbiano la volontà e la forza di seguirci e di fare quello che stiamo facendo noi. Gli applausi, avete sentito, sono anche a teatro, ebbene c'è una
Scuola di teatro trevigiana che in questi giorni è impegnata nelle prove per esordire in uno dei luoghi importanti del teatro in Veneto, ma anche non solo nel Veneto, anche in Italia, l'Olimpico di Vicenza. C'è un'altra cosa che dobbiamo dire. Sappiate che se condannerete a morte l'imputato, non danneggerete più di voi stessi. È la prima volta che Johnny, il nostro insegnante, ci ha comunicato che che avremmo avuto l'onore di recitare l'Olimpico. Eravamo tutti sbalorditi, senza parole, perché proporre questa cosa dei ragazzi della nostra età è davvero pazzesca. Il Teatro Olimpico apre ai giovani, di più spalanca loro la porta del palcoscenico per la prima volta, ospitando un intero ciclo di tragedie classiche fatte da ragazzi per i ragazzi. Si comincia domenica prossima con un'apologia di Socrate, la verità è come l'acqua. Attualizzare i sentimenti e i valori senza tempo delle tragedie classiche è già per i giovani una grande sfida, ma viverli e farli rivivere sul palco dell'Olimpico è una prova di grande responsabilità. Noi giovani siamo ormai abituati con queste nuove tecnologie, soprattutto al cinema, alle serie televisive, e ci dimentichiamo dell'importanza e della potenza del teatro, perché al cinema abbiamo uno schermo che ci separano, invece nel teatro siamo lì. Viviamo le emozioni nello stesso momento in cui l'attore stesso le vive e in cui il pubblico le vive, per cui è un collegamento molto più forte che crea una potenza veramente incredibile. Siete tutti responsabili, giudici, consiglieri, politici e sacerdoti, e cercare di mandare a morte un uomo con giustizia. La cosa più difficile nell'interpretare i difensori di Socrate è riuscire a dare l'idea di qualcosa di, per così dire, antico, ma in un contesto moderno. Non siamo abituati ad affrontare temi, noi bambini, come la politica, come la verità. La verità è un concetto molto ampio e affrontarlo così a viso aperto è molto difficile. In questo caso è stato fatto non qualcosa, una cosa grandissima per i giovani, dando loro la possibilità di esibirsi con la stessa dignità con cui fanno i grandi dello spettacolo, perché non è montare su un palcoscenico, è montare un palcoscenico che è quasi un tempio, è mettere in moto una macchina di tecnici, di luci, di audio, che ci stanno trattando come trattano i professionisti, i grandi del teatro, e questo è come dire, è un pensiero grande. Adesso le notizie dal Bellunese. A partire dall'attesissimo tavolo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico sul caso della ex ACC Wambao di Melle. Bene, si è concluso da poco meno di un'ora il tavolo convocato al Mise, al quale oltre all'azienda erano presenti il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca, l'assessore regionale al lavoro Elena Dorazzani, il commissario straordinario Maurizio Castro e i rappresentanti di CGIL e Cesle Will. Ebbene, l'azienda, la dirigenza di ACC Wambao, dopo una sospensione chiesta per discutere con il governo cinese, ha chiesto 30 giorni di tempo per capire se è conveniente procedere nella presentazione di un piano industriale per gli investimenti, insomma di una strategia sui prodotti per l'aumento dei volumi. Governo, rappresentanti istituzionali e parti sociali hanno acconsentito al patto che durante questo periodo di 30 giorni l'azienda non ponga in essere azioni che possano ledere lo stabilimento di Melle. Il prossimo 24 ottobre dunque la proprietà dovrà dire con chiarezza se intende restare a Melle oppure la cessione, lasciare il campo ad altri attori economici. Quindi un mese di tempo da adesso, il conto rovescia parte ufficialmente per il futuro della Wambao ACC di Melle e per i suoi tanti lavoratori. Adesso la cronaca con un 64enne di Belluno che deve la vita allo slancio di un poliziotto che stanotte si è gettato in mezzo alle fiamme della casa in cui ha rischiato di morire. L'allarme è scattato attorno alle 3 quando in questura si è presentato un clochard per chiedere aiuto. L'uomo ha riferito che la casa dove lui e un suo amico avevano trovato riparo aveva preso fuoco, che lui era riuscito a mettersi in salvo e che il compagno invece era ancora intrappolato. La volante si è precipitata in via Cesa, l'immobile conosciuto come Casa Doglioni è un edificio abbandonato da tempo in stato di degrado, era completamente avvolto dalle fiamme. Il poliziotto si è lanciato nelle fiamme ed è riuscito a salvare il 64enne, portato poi in ospedale
fortunatamente fuori pericolo. Sulle cause dell'incendio ci sono accertamenti, stando alle testimonianze delle stesse persone coinvolte la polizia ha denunciato uno dei 2 uomini per incendio colposo, quindi un incidente che ha provocato questo rogo. Fortunatamente l'eroismo dell'agente di polizia ha salvato la vita al 64enne. Dalla polizia ai carabinieri, ma parliamo adesso di controlli un po' a tappeto nella zona di Agordo anche nelle scuole. Eccoci in azione fra i banchi dell'Istituto Follador de Rossi di Agordo. È l'unità cinofila dei carabinieri di Torreglia, nel Padovano, che hanno usato ogni centimetro quadrato a caccia di sostanze stupefacenti. Il controllo, lo diciamo subito, ha dato esito negativo, ma l'obiettivo della collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e gli istituti scolastici del Bellunese è quello di prevenire e informare i giovani sulle problematiche che affliggono le nuove generazioni. E così, d'intesa con la preside, la comandante della compagnia dei carabinieri di Belluno, Emanuela Cervellera, ha incontrato i ragazzi e con loro si è intrattenuta per illustrare le conseguenze che comportano l'assunzione di sostanze stupefacenti e di alcolici, ma pure l'errato utilizzo dei social network. L'iniziativa ha concluso la 4 giorni di controlli serrati in Agordino, dove da tempo i cittadini lamentano problemi legati alla sicurezza. Oltre che dalle pattuglie delle stazioni carabinieri dell'Agordino, il territorio è stato presidiato anche da una squadra operativa di supporto, reparto costituito nel 2016, dislocato in tutti i reggimenti e battaglioni d'Italia. Nel corso dei vari servizi sono state controllate circa 120 auto, identificate 150 persone, 8 le contravvenzioni elevate per comportamenti pericolosi alla guida, 2 gli agordini denunciati per furto, rispettivamente di una mountain bike rubata dal garage di un'abitazione e di alcune bottiglie di alcolici asportate al supermercato Super V di Agordo. A proposito di scuola, abbiamo visto i controlli anche nelle scuole. Gli studenti bellunesi spendono fino a 6.000 euro in più all'anno rispetto ai loro colleghi di pianura per frequentare l'università. Lo dice una ricerca ed è un gap che va evidentemente affrontato in sede istituzionale. Il differenziale è molto rilevante, cioè ci sono famiglie che spendono fino a 10-11 mila euro per anno di corso universitario e questo indipendentemente dal posto dove stanno, ma quelli che stanno più lontano dal sistema universitario ovviamente questo costo lo devono subire. Il diritto allo studio nel Bellunese si paga a caro prezzo e il raffronto fra le spese sostenute dalla famiglia di una matricola dice che quella che risiede in pianura spende 6.000 euro in meno rispetto al nucleo che risiede in montagna. Il dato è inconfutabile ed è il primissimo risultato di una ricerca che va perfezionata, curata dal sociologo Diego Cason. Che questa differenza oscilla tra i 3.200 euro e i 5.000-6.000 euro per uno studente che abita in zone montane o periferiche della regione del Veneto e che abbia intenzione di frequentare una delle università del Veneto, e ancora di più questo differenziale esiste se questo studente intende frequentare università fuori del Veneto. L'unica eccezione che riduce questo differenziale sono l'insieme degli strumenti di welfare universitario presenti nelle regioni e nelle province a statuto speciale. Il problema però non si pone solo in termini di sussidi, pensiamo ad esempio alle spese per l'affitto di una stanza. Avere un mercato delle abitazioni non occupate per mettere a disposizione degli studenti però che non superino i 300 euro al mese e che venga pagato questo canone solo per i mesi per i periodi che venga usato sarebbe un intervento molto rilevante. La ricerca avviata su sollecitazione del sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini, che si era attivato subito dopo la festa degli laureati, ha già dato il là per scrivere alla Giunta del Veneto affinché si dia seguito alla specificità della provincia di Belluno, per ora solo descritta nell'articolo 15 dello Statuto regionale. La differenza di spese esaminata comprende anche i trasporti, la mensa e le spese aggiuntive per la casa. Paradossalmente ci sono più strumenti a favore degli studenti nella parte finale del percorso che non nella parte iniziale, solo che l'abbandono dell'università si presenta soprattutto nei primi 2 anni, è proprio lui che si gioca la partita di avere un congruo numero di universitari e garantire loro gli strumenti necessari per poter portare a termine il loro percorso. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento 2010 fra pochissimo, l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo, ospite di Ferdinando Avarino fra pochissimi minuti. E adesso vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. Nuova perturbazione in transito sul nostro territorio. Mercoledì 25 settembre il tempo tornerà infatti a peggiorare. La situazione nel dettaglio.
sul Veneto l'alta pressione cede nuovamente, ecco che al mattino avremo ancora qualche spazio soleggiato, dal pomeriggio invece precipitazioni via via più diffuse, un po' ovunque, entro la nottata comunque tenderà a migliorare. Temperature ancora in calo, minime tra gli 11 e i 15 gradi, massime comprese invece tra i 18 e i 20 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia nella prima parte della giornata sarà ancora pressoché stabile, poi dal pomeriggio avremo piogge e temporali piuttosto diffusi ovunque. Temperature anche qui in diminuzione, minime tra i 12 e i 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 18 e i 21 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni via via più diffuse e anche localmente intense con il passare delle ore. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime in lieve calo sui 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.